Daniele Damele, con oggi iniziamo questa rubrica dedicata al mondo dell'Aido, situazione un po' particolare, ma ci vuol fare un po' il punto per quanto riguarda donazioni e attività sul campo operativa da parte dell'associazione. L'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, giustamente AIDO, è un'associazione che, come tutte le altre realtà sociali e di volontariato, ha evidentemente risentito del coronavirus, del lockdown, del non poter attuare delle attività specifiche e mirate. Per esempio, la giornata nazionale della donazione si è spostata dalle piazze, 1000 piazze in tutta Italia fino all'anno scorso, ai social, a internet, a tutte le possibilità che appunto la rete virtuale ha offerto, ed è andata molto bene nel corso di una giornata, con 1000 e più contatti, con una serie innumerevoli di prese di posizione, di like e di quant'altro. Certamente i nostri volontari non vedono l'ora di poter tornare nelle piazze, nelle scuole, negli ospedali, in tutte quelle realtà dove la sensibilizzazione alla donazione di organi è sempre portata avanti dai volontari dell'AIDO. Ecco, la cosa importante da sottolineare, seppur la pandemia c'è, la vostra associazione non si è mai fermata. Noi non ci siamo fermati, non si sono fermati nemmeno, e a questo veramente va un applauso grande e lunghissimo, i medici della terapia intensiva, dell'anestesia, della rianimazione, tutti i medici che in una qualche forma sono correlati al rapporto donazione e trapianto. I trapianti sono andati avanti, le attività sono andate avanti, ovviamente più a rilento, con maggiori precauzioni ancora, con maggiori protocolli da osservare, ma tutto è comunque andato avanti, ed anzi tante persone sono vive proprio grazie ad un trapianto effettuato durante queste settimane. Senta, per concludere, se una persona che ci sta ascoltando vuol associarsi o comunque dare il proprio contributo all'associazione, come deve fare? L'iscrizione all'AIDO è gratuita, non occorre versare assolutamente neanche un centesimo, è libera e gratuita, basta andare sul sito di AIDO, www.aido.it, scaricare il modulo, compilarlo e inviarlo. Quel modulo ha una doppia previsione, quella di prevedere appunto l'iscrizione alla nostra associazione, ma soprattutto quello di manifestare la propria volontà positiva, affermativa alla donazione degli organi. Beh, ci rincontriamo, sono un uomo mascherato, non sto scherzando, purtroppo è una cosa che è legata alle necessità dell'intervento. Spero che il precedente abbia un po' stimolato la curiosità, anche qualche sorriso un po' così sarcastico. Oggi vorrei parlare di qualche cosa che è molto, molto legato ai friulani, è molto sentito, la tradizione. La tradizione di fatto è qualche cosa che in genere viene visto come passato. Quando si parla di tradizione si pensa che sia una roba morta, sepolta, da ritirare fuori quando si fanno sagre, commemorazioni in costume o quando si fanno feste all'aperto. Diciamo che questa è la parte più estetica, più allegorica della tradizione, la tradizione della festa del paese, che rinnova uno spirito che non c'è più, perché i paesi, come sapete, sono diventati delle piccole città. Però la tradizione è molto altro, la tradizione è un qualche cosa che il buon Kent chiamò con un nome stranissimo, il nome era Neumeo, cioè qualche cosa di inespresso, inspiegabile, incomprensibile, che però tutti sentiamo. Il valore delle tradizioni è importante, anche se non sia chiaro ma lo si sente, salvaguardarlo. Perché? Perché la tradizione, i valori della tradizione non devono modificarsi in rapporto a come si modifica la società. Non devono venire inventati valori nuovi e tradizioni nuove, perché se no non ci sono tradizioni. Le tradizioni e con i loro valori vanno modulate facendo cambiare il contesto quotidiano, cioè la società farla diventare più moderna, evolversi, ma sempre in sintonia con questi
sentire che è un comune sentire, che tutti sappiamo che è giusto. Quindi eccedere in un campo o nell'altro è sbagliato, però la moderazione e salvaguardare questi valori è importante. Ma questi valori quali sono in fondo? Oggi che siamo rimasti chiusi per 2 mesi in casa, abbiamo scoperto che il tempo poi non è poco, ma abbiamo scoperto che dopo essersi pippati ore di videogiochi, televisioni, rotture di scatole, discussioni, ci siamo annoiati, non c'è rimasto più niente. Abbiamo compreso, spero, che ciò in cui spendiamo il nostro tempo in effetti è niente. Com'è la tradizione? La tradizione di una volta, io mi ricordo che c'era il tempo per fare le cose con le persone giuste, con coloro che trascinavano le tradizioni, che erano, dico la banalità, i vecchi. Oggi i quarantenni, i cinquantenni hanno troncato quel collegamento tra parte delle persone anziane, chiamiamoli così, e le nuove generazioni. I quarantenni e i cinquantenni sono in mezzo. Se loro non salvaguardano questo ponte, si perderà un patrimonio importantissimo. I vecchi, chiamiamoli così, non sono delle persone da chiudere nel RSA. Una volta stavano a casa, erano loro che riempivano il tempo della serata con i bambini e i ragazzi raccontando storie, raccontando anche banalità, però ci mettevano quello spirito, quell'anima che coinvolgeva le persone. Quindi la tradizione, soprattutto qui in Friuli, che è ancora viva, vi assicuro, rispetto a tanti altri posti in cui sono stato, deve essere salvaguardata perché è una cosa seria e importante. Abbiamo scoperto che andare in giro in macchina non era poi così importante, perché spesso andavamo in giro in macchina senza sapere dove andavamo. Oggi la macchina in questi 2 mesi l'abbiamo usata solo se serviva ed era necessario. Il recupero dell'andare a piedi, se la distanza è piccola, la bicicletta. Fa senz'altro bene alla salute e al portafoglio. Comunque, tante abitudini si sono stravolte. Una volta c'era il bicchiere di vino che veniva offerta la sera prima di andare a mangiare trovando un amico a casa sua o in un'osteria. Oggi questo non c'è più, c'è l'aperitivo che è un insieme di tantissime cose e spesso finisce dopo l'ora di cena. Tutto questo va a distruggere quello che è un rapporto tra le persone, che poi davanti a un bicchiere di vino può essere decisamente molto stimolante, se ci pensate ve lo ricordate. Questi sono dei valori mutabili nella nostra persona, come se fosse il nostro DNA che va recuperato e apprezzato. I friulani lo vivono molto bene. Perché è importante questo discorso riferito a luoghi come il Friuli? Perché se un futuro ci dovrà essere, e dovrà essere un futuro più sostenibile, questi valori possono essere solo trasmessi dalle persone che vivono in questi luoghi, che le hanno fatte proprie e che le riescono a diffondere e a contaminare come un virus buono quello che sarà la società del futuro. Io vi ringrazio, alla prossima volta.